Ponte sul Canale Lombardo, tutto da rifare. La commissione di salvaguardia, ieri a Venezia, ha trattato fra le altre la riqualificazione dell'area ex cementificio all'Isola Saloni, comprensiva di un collegamento ciclopedonale attraverso il canale da parte dell'impresa Euterpe. Dopo le riunioni di sottocommissione lo scorso mese per far prendere visione del progetto ai tanti nuovi componenti dell'organismo, la sovrintendenza ha sancito che la pratica originaria non fosse stata integrata nei tempi opportuni e pertanto va chiusa, dando mandato al progettista di aprire una nuova vertenza. La stessa sovrintendenza nell'ultimo periodo aveva espresso proprio un dubbio riguardo l'altezza del ponte e la transitabilità dei natanti attraverso lo spazio acqueo. Quindi si prospettano ulteriori mesi, se non anni, prima di arrivare all'autorizzazione o al diniego della stessa. Chi causa ritardi, afferma l'ingegner Pierdomenico Pregnolato, membro della commissione, non risponde di persona. E cita però il recente precedente di una sentenza nel Salento, che risale ai primi giorni di questo mese. Il TAR prima e il Consiglio di Stato poi hanno dato ragione a un operatore turistico che intende trasformare un borgo di Trulli in villaggio per le vacanze, nonostante il blocco da parte della sovrintendenza, la quale è stata condannata anche a risarcire l'utile cessante dal mancato funzionamento del villaggio per 2 anni. Una sentenza, secondo il Pregnolato, che potrebbe aprire la pista ad analoghi discorsi riguardanti altre realtà, come appunto la ristrutturazione dell'ex cementificio e il secondo ponte sul Canale Lombardo.